ferroviarie di Treviso, cantiere infinito, i lavori non saranno ultimati nemmeno per l'inizio delle Olimpiadi. Il sindaco Conte ribadisce appalto diretto di Rete Ferroviaria Italiana non in capo al comune, intanto le opposizioni attaccano. Parere favorevole al nuovo ponte di Vidor dal comitato provinciale via, ma dovrà essere realizzata anche una pista ciclopedonale, previste opere di mitigazione per evitare l'aumento di traffico. La sua foto sdraiato per ore sul pavimento della sala d'attesa del pronto soccorso di Senigallia aveva fatto il giro d'Italia. Il trevigiano Franco Amoroso, 60 anni, malato oncologico, si è spento nella sua abitazione. È stata ritrovata a Bergamo dopo 48 ore di angoscia la 28enne scomparsa da Nerveso della Battaglia. Il ritrovamento comunicato al papà mentre si trovava in diretta con Media Nord-Est. Aveva minacciato di postare sui social i video intimi con la sua ex. In 3 hanno vendicato la ragazza aggredendo un 23enne di Treviso. I 3 aggressori hanno patteggiato la pena. Saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15 a Preganzioli i funerali di Vania Bettorazzo, la 22enne stroncata da un malore che l'ha colpita mentre era in palestra. Confermata la presenza alle Olimpiadi della polizia anti-immigrazione americana, monta la protesta, il centro-sinistra all'attacco, presenza provocatoria e inopportuna da Stefani, silenzio assordante. Perturbazioni in arrivo, dichiarata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla per nevicate in montagna e forti piogge su prealpe e pianura, attenzione a Piave e Sile. Da Sant'Artemio alla caserma Cadorin, cerimonie e testimonianze nella giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Holocaust, studenti protagonisti di progetti e pièce teatrali. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio di oggi che riguarda le province. Dunque, province devono tornare elettive. Se volete rispondere di sì, componete lo 0422 16 26 691. Se invece volete rispondere di no, lo vedete in rosso, 0422 16 26 690. Potete ovviamente votare fin da subito. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata con inizio alle 21 Ring. Stazione ferroviaria di Treviso, cantiere infinito. Dopo anni di ritardi, polemiche e disagi, i lavori non saranno ultimati nemmeno per l'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, come si sperava, e così la città si presenterà ai visitatori e turisti con un biglietto da visita non certo dei migliori. Il sindaco Conte è un appalto diretto da RFI, non in capo al comune, intanto le opposizioni attaccano. Non siamo ovviamente soddisfatti, devo dire che stanno correndo molto, in questi ultimi giorni stanno cominciando a liberare alcune zone della stazione, non sarà completata al 100%, ma siamo fiduciosi che quantomeno tornerà ad essere abbastanza dignitosa come stazione in occasione di un appuntamento così importante. Se ancora a settembre ci si illudeva che i lavori per la realizzazione della nuova stazione di Treviso sarebbero stati ultimati per l'inizio delle Olimpiadi Milano Cortina, ora a 9 giorni dall'apertura dei giochi ci si accontenterebbe che almeno l'area si presentasse con un aspetto più decoroso di quello attuale. Transenne, deviazioni, impalcature, macerie e cumuli di materiale sono ancora il segno distintivo di un cantiere che ha accumulato 3 anni di ritardi. Le sollecitazioni del comune, le annunciate richieste di danni per l'immagine della città e per i disagi patiti non sono bastate a dare l'auspicata accelerata ai lavori così da chiudere il cantiere per le Olimpiadi. Siamo in pressing quotidiano con RFI, ricordo che l'appalto non è un appalto in capo al comune ma è un appalto diretto di RFI, quindi noi siamo spettatori tanto quanto i cittadini, però ovviamente ci facciamo sentire, facciamo valere le nostre regioni, soprattutto quelle legate all'immagine che Treviso ha dato e darà in occasione anche delle Olimpiadi, oltre all'immagine quotidiana per tutti i pendolari che usufruiscono della stazione. Un vero e proprio calvario, quello del cantiere della stazione, segnato dai ritardi, dai disagi e dall'aumento dei costi. Ricordo che stiamo parlando di un appalto di oltre 21 milioni di euro, che è andato molto lungo, che è andato storto. È altrettanto vero che chiedo davvero poca pazienza perché ormai siamo ai titoli di coda. Intanto l'opposizione torna all'attacco. Dal sindaco non c'è più la richiesta di danni RFI, forse perché avevamo smascherato già come opposizione
l'impressione, grazie alla visione del protocollo d'intesa tra RFI e Comune, che di danni non se ne sarebbero potuti chiedere, visto che il Comune si era dimenticato di inserirli nel protocollo d'intesa. Nessuna possibilità di penali, nessuna quantificazione dei tempi certi per la fine del cantiere. Ecco, forse bisognava pensarci allora. Io penso che a Treviso serva invece una certezza dei tempi e una certezza rispetto alla fine di un cantiere che ormai sta diventando insostenibile, non solo per i pendolari, per gli studenti, per chi la stazione la frequenta ogni giorno, ma per la città intera. Il Comitato Tecnico Provinciale via riunitosi a Sant'Artemio ha dato parere favorevole al progetto del nuovo ponte di Vidor di Veneto Strade. Ci sono però delle prescrizioni, dovrà essere realizzata anche una pista ciclopedonale e opere di mitigazione per evitare l'aumento di traffico su via Erizzo. Ponte di Vidor, passo avanti per la progettualità di una delle opere più attese dell'Alta Marca. Il Comitato Tecnico Provinciale per la valutazione dell'impatto ambientale si è espresso all'unanimità a favore del progetto presentato da Veneto Strade, ponendo alcune prescrizioni. Ad esempio quella di non caricare di traffico ulteriore via Erizzo, piuttosto che tenere in considerazione una pista ciclabile sul ponte stesso che si raccordi anche con l'esistente. Pista ciclopedonale protetta, ritenuta fondamentale dai comuni coinvolti a partire da un ordine del giorno approvato dal Comune di Pederobba. Alla riunione in provincia sono stati poi acquisiti i pareri di tutti gli enti coinvolti in vista della futura approvazione definitiva del progetto. È un passo molto importante in avanti, questo ci consentirà di andare alla ricerca delle necessarie risorse per finanziare l'opera e anche avanzare con il progetto definitivo. Continuiamo con la cronaca. La sua foto sdraiato per ore sul pavimento della sala d'atteso del pronto soccorso di Senigallia aveva fatto il giro d'Italia, immagine simbolo delle carenze del sistema sanitario, visto che per lui, malato oncologico con accanto alla sacca del catetere, non c'era neppure una barella. Franco Amoroso, trevigiano residente nella città della costa marchigiana, è morto ieri pomeriggio nella sua casa con accanto la moglie Cecilia. Aveva 60 anni, era affetto da un tumore al colon. La scorsa settimana la fotodenuncia sui social proprio della moglie per 8 ore aveva atteso senza neppure potersi sdraiare su un letto o una barella. Intanto l'azienda sanitaria di Ancona aveva avviato un'indagine interna. L'esito degli approfondimenti sarà reso noto in un secondo momento in segno di rispetto. Amoroso stava per iniziare una nuova terapia, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. È stata ritrovata a Bergamo dopo 48 ore di angoscia la 28enne scomparsa da Nervesa della Battaglia. Il ritrovamento è stato comunicato al papà mentre si trovava proprio in diretta con noi per lanciare un appello. Vi raccontiamo la sua emozione, la sua richiesta alle istituzioni e alle comunità. Non giratevi dall'altra parte, noi genitori di figli fragili abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Che è uscita per portare l'immondizia in strada e a quel momento lì si è allontanata e non abbiamo più altre informazioni, insomma. Quindi l'unica... Chiara forse l'hanno trovata, allora forse ci dice la madre che hanno trovato Chiara D'Alto. La corsa di Giovanni D'Alto su per le scale liberatoria dopo giorni di angoscia durante i quali della figlia si erano perse letteralmente le tracce. A chiamarlo dal balcone la moglie, scendono le lacrime, sui loro volti finalmente si intravede un sorriso. In linea ci sono i carabinieri di Bergamo. È stata trovata. A Caravaggio a Bergamo, ok. Quindi... Sì, certo, è stata trovata, quindi notizia eccezionale, grazie mille. È la cronaca di una buona notizia. Mentre siamo collegati in diretta con il Focus TG del direttore Luigi Baccialli, papà Giovanni stava lanciando un appello per ritrovare la sua Chiara, 28 anni, un passato e un presente di fragilità e momenti bui. Non era la prima volta che la giovane si allontanava da casa. Per Chiara si stavano mobilitando in tanti. Dopo la denuncia di scomparsa, la stessa prefettura aveva diramato l'allerta, carabinieri e polizia locale stavano visionando
accendendo le telecamere, non solo a Nervesa della Battaglia. Dal signor Giovanni parte comunque un appello perché ci si prenda cura delle persone con difficoltà. Tutto può aiutare le famiglie con persone fragili a carico. Di non voltarsi dall'altra parte o di non far finta di non vedere, insomma, che non sia successo niente. Se ci sono persone in difficoltà, fatevi avanti. Fatevi avanti e cercate di avvisare subito le forze dell'ordine. Ci appelliamo anche alle istituzioni che possano compensare questi momenti nostri di mancanza, insomma. Ma questa è la giornata dell'abbraccio, quello che pone fine a quasi 48 ore di angoscia. E quindi adesso andiamo a riprendercela. Scusate, Giovedì alle 15 nella chiesa arcipratale di Preganziolo, i funerali di Vania Vettorazzo. La 21enne è mancata esattamente una settimana fa a causa di un malore che non le ha lasciato scampo mentre stava seguendo un corso di Pilates all'interno della palestra Bambù di Dosson. Il rosario sarà recitato la sera precedente sempre in chiesa. Vania lascia i genitori Sara e Francesco ed il fratello Matteo. Venerdì scorso l'ULSS 2 ha svolto un esame autoptico che ha confermato come il decesso sia stato legato ad un'embolia polmonare, forse legata all'assunzione della pillola anticoncezionale. È ricoverata al centro Grandi Ustioni di Padova la 54enne che questa mattina è stata investita da un ritorno di fiamma mentre stava tentando di accendere la stufa di casa con l'alcol. La donna ha riportato gravi ustioni al volto. Ho sentito l'elicottero del 118 a bassa quota, io abito qui vicino, è passato sopra la casa e poi è atterrato qui in questo campo. Abbiamo pensato fosse un incidente, di solito incidenti di macchine eccetera, in realtà purtroppo abbiamo appreso che non è stato un incidente banale, ecco. Dispiace perché fa parte qua della nostra famiglia, di quello che è il nostro circondario. È stata una giornata di apprensione in via Castelviero, zona collinare nel cuore del Montello, a Nervesa della Battaglia, dove una 54enne è rimasta gravemente ustionata dal ritorno di fiamma della stufa di casa. L'episodio verso le 7:30, con l'allarme lanciato immediatamente dal marito della donna che si trovava con lei nell'abitazione. Una mattina come tante che sfiora il dramma quando la 54enne tenta di accendere la stufa con un flacone di alcol. La fiamma la investe all'improvviso, interessando soprattutto la parte alta del corpo, il viso in particolare. Sono attimi concitati. In via Castelviero intervengono elicottero e automedica. La donna viene stabilizzata e portata al cafoncello. La situazione è seria, con i sanitari trevigiani che optano per il trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova. La donna, sebbene con ustioni gravi ed estese, sarebbe fuori pericolo di vita. Qui ci conosciamo proprio tutti quanti, quindi siamo rimasti tutti un po' sconvolti da questo episodio. Speriamo che la signora si rimetta presto e non sia così grave la situazione. E giovedì alle 15 nella chiesa arcipratale di Cairano San Marco, i funerali di Anna Maria Broda, la vigilessa di 43 anni in servizio a Montebelluna, stroncata da un malore dopo che era appena uscita di casa per andare al lavoro. La procura ha disposto che non venga effettuata l'autopsia, il decesso è stato ricondotto ad un arresto cardiaco come già ipotizzato dai sanitari intervenuti sul posto. Alla cerimonia funebre parteciperanno anche i colleghi della Polizia Locale di Montebelluna e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Montebelluna e Cairano. E continuiamo con la cronaca. Anziana scippata e gettata a terra in pescheria, sconcerto tra i commercianti del cuore di Treviso. C'è sgomento perché il quartiere proprio è il cuore della città. Di un sabato pomeriggio, tra l'altro la povera signora ha avuto anche un trauma importante perché non aveva perso memoria, non sapeva neanche più chi riconoscere la sua famiglia e quant'altro, perché aveva anche preso paura e fortunatamente sono intervenute subito, la sanità è intervenuta. L'episodio dello scippo della signora 89enne strattonata e fatta cadere a terra, profondamente scosso chi nell'area della pescheria vive e lavora. L'anziana ha battuto la testa su un blocco di cemento, ha riportato una prognosi di 5 giorni, ma la violenza
l'emergenza poteva avere conseguenze peggiori, resta un clima di insicurezza e preoccupazione mai vissuto in quest'area della città, sede del mercato fisso del pesce e dell'ortofrutta, apprezzata per i locali e botteghe storiche. Non è avvenuto in un momento di sera o un momento dove non ci fosse nessuno. Questo che lascia sconcertati, proprio l'affronto anche alla situazione. Ci ha lasciati sconcertati anche a noi, situazioni che non vorremmo di sicuro vedere di sabato pomeriggio. Capita a volte in pescheria che ci sia qualche situazione un po' da tenere sotto controllo, solitamente l'intervento è anche abbastanza veloce grazie alle telecamere. C'è la videosorveglianza e le forze dell'ordine si vedono, dicono i commercianti, ma evidentemente non basta. Devono cambiare assolutamente le regole di ingaggio sulla sicurezza e questo lo dico con schiettezza e fermezza, perché un malavitoso che delinque deve pagare e subito. E c'è chi punta il dito anche contro lo svuotamento della città che fa aumentare insicurezza e presenze poco raccomandabili. Anche oggi che è martedì, che è giornata di mercato, non c'è nessuno. Mezzogiorno, l'ora di punta, sarebbe giornate di lavoro, di mercato. Non c'è più nessuno. Adesso io non so a chi dare la colpa o se c'è una colpa, però a me dispiace questa cosa qua. Io sono in piazza praticamente da 50 anni, prima di me mio papà, mio nonno, ma una cosa così non l'abbiamo mai vista. Adesso che ognuno si metta le mani nella coscienza e dica quello che si può fare per sta Treviso. Non c'è più niente sotto controllo e questo mi dispiace dirlo. Ed ancora cronaca, aveva minacciato di postare sui social i video intimi con la sua ex. In 3 hanno vendicato la ragazza aggredendo un 23enne di Treviso. I 3 aggressori hanno patteggiato la pena. Sono stati accusati di rapina, minaccia e porto ingiustificato di un'arma i 3 ragazzi che hanno voluto vendicare l'onore di una giovane minacciata dall'ex fidanzato di postare i video dei loro rapporti intimi sui social. In 3 hanno patteggiato. Si tratta di un 22enne di Caser ad 1 anno, 6 mesi e 25 giorni, i suoi amici complici nell'aggressione, un rumeno 35enne e un 42enne di Vedelago ad 1 anno, 6 mesi e 10 giorni. Tutti hanno ricevuto la sospensione condizionale. Il regolamento di conti è avvenuto il 20 marzo 2024 a Casier. Il gruppetto ha dato appuntamento nella zona industriale ad Ossona al 23enne ex fidanzato della giovane diventata la compagna di uno degli imputati. Lo hanno aspettato, poi lo hanno trascinato fuori dalla macchina minacciandolo con un coltello con lama di 30 centimetri. Poi lo hanno rapinato di 50 euro come punizione per aver messo alla gogna la ragazza prima di intimargli di andare via. Una missione punitiva che ai 3 è costata cara. Accusato di violenza sessuale ai danni di una disabile, condannato un tunisino di 27 anni, i fatti erano accaduti ad aprile 2025 a Treviso. Ha avvicinato una ragazza di 21 anni portatrice di disabilità in lungo Sile Mattei a Treviso. L'ha abbracciata e compiendo un movimento repentino le ha messo un braccio intorno al collo in modo da tenerla ferma attaccata a sé, poi l'ha baciata sulla guancia e sulle labbra fino a toccarla ripetutamente, nonostante la vittima tentasse disperatamente di allontanarlo. La 21enne è riuscita poi a fuggire non prima di aver schiaffeggiato il suo aggressore. Il fatto è avvenuto il 28 aprile 2025. L'uomo, un tunisino di 27 anni, è stato in seguito identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza ed arrestato. In tribunale, accusato di violenza sessuale, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche e quelle per la non particolare gravità del fatto considerate prevalenti sull'aggravante. L'immigrato, difeso dall'avvocato Paolo Bottoli, presenterebbe una forma di disturbo mentale che non gli farebbe provare freni inibitori. Senza tetto dorme nel treno assieme al suo cane, la polizia pensa ad un malore. Immobile sul sedile del treno regionale Belluno-Conegliano, accanto il suo fedele cane che non lasciava avvicinare nessuno. Occhi chiusi l'uomo non rispondeva. Quando il convoglio è arrivato in stazione verso le 20 è stato allertato il capotreno. La paura era che il passeggero avesse avuto un malore. Così sul posto è arrivato il personale delle ferrovie assieme alla Polizia di Stato. Una volta che gli agenti hanno calmato l'amico a 4 zampe, si sono resi conto che non stava male ma si era abbioccato. Si tratta di un 51enne di nazionalità croata senza fissa dimora.
stava dormendo sul treno, forse per ripararsi dal freddo di questi giorni. Privo di biglietto ferroviario e di documenti, è stato accompagnato in commissariato per essere identificato. Nel frattempo un passeggero ha filmato l'accaduto e il video è stato diffuso sui social. Ed ora il meteo. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte di oggi fino alle 8 di giovedì nelle zone montane. Domani è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti, specie sulle zone prealpine e pedemontane, sulla pianura e sulla costa nord-orientale. In montagna nevicherà inizialmente fino a gran parte dei fondovalle. È previsto inoltre criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico dalle 8 di domani alle 14 di giovedì nella zona del Basso Piave e del Sile. Ed ora ci fermiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente in diretta. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Tony Follina, l'architetto dei trevigiani, è ritornato nella sua Nervesa, dove giovedì si terranno i funerali in ricordo della moglie Lola, che ringrazia gli amici e i conoscenti che in questi giorni la stanno supportando. Mi restituiscono ricordi preziosi, dice ai nostri microfoni. Ne aveva tanti di amici, però così tanti non me l'aspettavo perché veramente è stato apprezzato da tutti e ho tanti spunti da loro perché mi danno dei ricordi di cui io non ero a conoscenza. C'erano tanti dettagli che mi danno una grande gioia di sentire. Quindi tutti i tasselli vanno un po' al loro posto. Sì, esattamente. Tasselli che restituiscono l'uomo, oltre al professionista, appassionato e innovatore. Tony Follina, l'architetto dei trevigiani, è ritornato così nella sua Nervesa, dove era nato 84 anni fa, nella casa che aveva progettato sulla falsariga di una domus romana. A vegliarlo la moglie Iola da Monte, che in questi giorni sta ricevendo amici e conoscenti di una vita trascorsa sempre in prima linea, tra questi l'ex senatore Siro Zanella. L'ho conosciuto nel 76, Tony, e dopo siamo rimasti sempre amici. È una persona squisita, gradevole, professionalmente capace, ma soprattutto umanamente era una cosa eccezionale, veramente eccezionale. Non avevamo rapporti formali, erano molto informali, quindi quando ci vedevamo a cena era tutto un divertimento perché Tony era molto vivace da questo punto di vista. Poi l'avevo frequentato anche a Roma, quando aveva lavorato a Roma per ristrutturare l'ambasciata del Sudafrica. Un talento apprezzato in tutto il mondo, che però metteva al primo posto la Marca e Treviso. La città lascia tantissimo, lascia tutta la sua passione, il bene che voleva questa città. Ha cercato varie volte di essere protagonista del futuro della città. Treviso e poi il suo paese natale, con i funerali in programma giovedì pomeriggio proprio nella chiesa di Nervesa. Questo era il suo paese a cui era legato e affezionato, e con tutte sono venuti in questi giorni tanti dei compaesani, perché veramente per loro era un grande amico, per tutti, e loro verso di lui. Un legame che non si è mai spezzato. No, mai. Nel silenzio carico di significato del giorno della memoria prende forma il racconto di una delle pagine più buie della storia, ma anche di una responsabilità che guarda al presente. Provincia di Treviso, prefettura, ufficio scolastico provinciale e comune hanno scelto di affidare la giornata della memoria alle nuove generazioni. Nell'auditorium di Sant'Artemio gli alunni degli istituti comprensivi Serena e Coletti hanno presentato i progetti didattici dedicati alla Shoah, elaborati, performance, parole studiate e sentite, capaci di arrivare dritte al cuore. Sul palco la rappresentazione teatrale Luce nel buio, storie di giusti nella Shoah, diventa un viaggio tra coraggio e umanità, mentre le voci dei ragazzi leggono poesie e testimonianze degli internati e dei giusti, pronunciano nomi, restituiscono identità a chi è stato ridotto a un numero. Sono nata a Varsavia nel 1910 da una famiglia cattolica.
iniziai la mia attività di opposizione alle ghettizzazioni antisemite già all'università. È un momento intenso che commuove la platea e ferma il tempo. Accanto a loro le istituzioni. Il prefetto di Treviso Angelo Sidoti richiama il valore profondo della memoria, non un esercizio formale quello di questi ragazzi, ma uno strumento per comprendere come l'orrore dei lager non sia stato opera di pochi, bensì il frutto di un consenso diffuso, di un'obbedienza cieca che ha annientato l'umanità. Hanno portato tutto il loro sapere, la loro conoscenza, portando avanti la memoria di quei tragici eventi, più ancora di quanto noi abbiamo potuto fare. Nel foyer della provincia il percorso espositivo dell'Istituto Serena, disegni, installazioni, simboli, ogni opera è una domanda aperta, un invito a non voltarsi dall'altra parte. All'esterno, nel parco del Sant'Artemio, il raccoglimento davanti alle pietre d'inciampo, 4 nomi, 4 storie, 4 ferite incise nella memoria collettiva che i ragazzi della Serena hanno lucidato in un gesto semplice ma potentissimo. In via Medaglie d'Oro è proseguita la cerimonia con la deposizione di una corona di fiori. Qui gli studenti dell'Istituto Fabio Besta di Treviso hanno deciso in accordo con il Comune di adottare il monumento delle vittime dei lager con l'impegno di prendersene cura e di continuare nel lavoro di sensibilizzazione e memoria. Un gesto che si ripete anche alla caserma Cadorina, luogo che fu campo di prigionia simile ai lager nazisti, segni visibili di una storia che ha attraversato anche Treviso con circa 200 vittime nel campo cittadino e quasi 400 ebrei deportati dalla provincia, molti dei quali non sono mai tornati. Campo di concentramento che aveva delle caratteristiche diverse dai lager tedeschi, non dobbiamo fare confusione. Le persone non venivano marchiate, non avevano divisa, non erano soggetti a sevizie e a lavori forzati, però pativano di inedia, di malattie, di freddo e di denutrizione soprattutto. Al Sant'Artemio un momento di forte valore simbolico ha segnato le celebrazioni della giornata della memoria. Al Sant'Artemio la memoria prende volto e nome. Durante la mattinata dedicata alla giornata della memoria è stata consegnata la medaglia d'onore ai familiari di Erminio Pizzaia di Pederobba, militare internato nei lager nazisti. A ricevere il riconoscimento la figlia Nella, particolarmente emozionata. Che persona era? Mio padre è una persona semplice, cioè come dire, normale, e non ha mai parlato di quello che ha vissuto. Perché è stato deportato? Perché ha detto no al nazifascismo. Lui faceva parte di quegli internati che sono stati catturati nel fronte slavo dopo l'8 settembre 1943 e deportati appunto nei campi di concentramento. Lui nello specifico fu prima portato a Stettino e poi spostato in un momento successivo nel campo di concentramento di Sandbostel. Lì rimase fino alla liberazione, vale a dire aprile 1945, e dopo la liberazione ancora furono tutti trattenuti per altri mesi prima di rientrare in Italia. Un riconoscimento che rende concreto il legame tra storia e territorio, frutto di un'attenta ricerca archivistica che restituisce dignità e memoria a una vita spezzata, ricordando come quel passato non sia lontano ma continui a interrogarci sul presente e sul futuro. Cambiamo argomento, il caso della mozione di Stefano Valdegamberi in Regione per rendere commerciabile la carne di Nutria accende il dibattito a Ring. A fare chiarezza le parole del nutrizionista Francesco Francini. Dal punto di vista nutrizionale, la nutria è selvaggina e la possiamo assimilare alla lepre. È una carne molto proteica, molto magra, quindi poche calorie e tante proteine. Quindi diciamo che dal punto di vista meramente nutrizionale è una carne apprezzabile. Nutrie in tavola, un punto a favore di Stefano Valdegamberi e della sua discussa mozione? Avvertenza, l'analisi del nutrizionista in diretta Ring non è finita. Ci sono altri aspetti, per esempio sotto l'aspetto tossicologico. Le nutrie che vivono sul nostro territorio vivono in un ambiente contaminato da molti inquinanti, quindi una parte di queste sostanze entrano anche nel loro organismo. Quindi noi non sappiamo quante sono queste sostanze, quali sono, e quindi c'è questa
questo problema di possibile tossicità. Insomma, spingere perché la Regione chieda al Ministero della Salute che la carne di nutria sia resa commerciabile, trasformando un problema, quello della distruzione degli argini, in una risorsa, sembra scontrarsi con la realtà dei fatti. In linea teorica la carne è ottima, ma dovrebbe arrivare da allevamenti, non certo da fossati o specchi d'acqua sulla cui salubrità ci sarebbero molte cose da dire. Il problema è che dice lei però non viene risolto, perché nel momento in cui dovessimo mangiare la nutria sarebbe l'allevamento non certo presa come no? Scusa, il coniglio, la lepre dove la prendi allevamento? Il cinghiale lo prendi allevamento, gli altri animali che vivono in campagna li prendi allevamento. Non vive immerso in fossi inquinati. Distinguiamo ciò che è buono da ciò che è sano, no? Noi potremmo mangiare una nutria buonissima ma piena di PFAS, per esempio, sono quelle sostanze tossiche, no? Che fanno malissimo, ma noi non sentiamo nessun sapore alterato. Quindi ciò che è buona che è la nutria, che è buona che questo pezzo di carne, in realtà ci stiamo avvelenando. Valdegamberi però non ci sta e ribadisce la bontà dell'operazione. Non manca lo scontro con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Qual è forse l'effetto? Mettere in atto una catena per permettere ai cacciatori, lei è cacciatore immagino, non sono cacciatore. Amici cacciatori, sì, ma non è quello il per permettere agli amici cacciatori di andare dove c'è l'acqua pulita. Dove c'è l'acqua pulita? Per cacciare le nutrie ovviamente. Dove c'è l'acqua pulita? Nelle aree protette della rete Natura 2000. Quindi questo è sicuramente... Questa è malafede. No, questo è un processo di intenzioni e il tempo mi dà ragione. Voi siete prevenuti per chiudere... ma siete prevenuti. Il problema è quello di ridurle di numero, che sono un problema. Ma il sondaggio con migliaia di telefonate è impietoso. Oltre il 90% dei telespettatori boccia l'idea. Le nutrie, per il momento, sono salve. Diciamo che siamo ancora un po' indietro. A fianco ai piccioni, poi in questo momento, questa immagine terribile. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La conferma è arrivata dalla stessa ambasciata americana che ha smentito il Viminale. La polizia antimmigrazione coinvolta nelle violenze del Minnesota sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina. È imminente l'incontro tra il ministro Piantedosi e l'ambasciatore USA a Roma. Le forze di opposizione alzano i toni, il clima si fa incandescente. Non bisogna strumentalizzare le cose, la presenza dell'AIS, bisogna vedere quali sono le competenze dell'AIS. Se verranno per collaborare non in mezzo alla strada, ma collaborare con la polizia, come verranno le polizie di altri paesi del mondo, perché quando c'è un grande evento bisogna avere una collaborazione internazionale fra le polizie. Il resto è tutta una strumentalizzazione. Strumentalizzazione o no, la notizia è stata confermata dopo giorni di mezzi passi avanti e dietro front, e a farlo è stata clamorosamente la stessa ambasciata americana, smentendo di fatto il Viminale. L'AIS, la polizia USA antimmigrazione, protagonista delle tensioni e delle violenze del Minnesota, sarà in servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Farnesina con il ministro Tajani cerca di circoscrivere il suo raggio d'azione, per qualcuno una corsa ai ripari. Un conto è la sicurezza fisica di Vance e di Rubio, un conto è la sicurezza generale dell'evento, l'ordine pubblico, la sicurezza sul territorio la faranno le nostre forze dell'ordine, ma ci saranno come sempre, anche noi siamo andati in Germania quando ci sono stati i mondiali con la nostra polizia a collaborare con la polizia tedesca, ma questa è una cosa che si fa sempre. Un incontro è comunque in programma tra Piantedosi e l'ambasciatore americano a Roma, segno di un imbarazzo evidente con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che riferendosi all'AIS parla di una milizia che uccide. Sala, che usa parole forti e dice di non sentirsi tutelato dal ministro degli interni. Molto più cauto nei toni il collega dell'altra sede olimpica, Cortina d'Ampezzo, il sindaco Gianluca Lorenzi. Non entro in merito a quello che è il corpo, perché non ritengo di doverci entrare in merito, ma quello che mi fa da garante è che Prefettura e quindi il Ministero degli Interni seguirà da vicino quelle che sono le vicende. A Cortina sono già presenti altre forze di polizia straniere. Quelli che vedete nelle immagini sono gli agenti del Qatar, che però sono nella conca d'Ampezzo sulla base di un accordo di cooperazione tra i due stati formalizzato lo scorso settembre durante la visita dello stesso Piantedosi nel
paese guidato dallo sceicco Khalifa bin Ahmad Al Thani. L'AIS al momento sembra tutta un'altra storia. Anche nel centrodestra c'è chi è perplesso. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, parla di presenza inopportuna e superflua. Intanto la mobilitazione delle opposizioni riguarda Europa, Roma, Venezia, con richieste di chiarimenti ufficiali in tutte le sedi istituzionali. Le milizie di Trump che sparano per strada a gente inerme qui in Italia non le vogliamo, e sarebbe paradossale affidare a questi che spargono il terrore tra i cittadini un ruolo, qualunque esso sia, di sicurezza nel nostro paese. E se Giorgia Meloni su questo non riesce a tenere la schiena dritta, significa che abbiamo un grande problema. Il governo italiano clamorosamente smentito dagli americani, l'AIS sarà in Italia, è una vergogna, si intervenga subito per impedire che una banda di tagliagole possa operare sul nostro territorio. Riteniamo assolutamente inopportuna e provocatoria la presenza di agenti AIS per la tutela della sicurezza della delegazione statunitense alle prossime Olimpiadi. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta regionale di fare chiarezza su questo aspetto. È necessario ed è una questione di trasparenza e di sicurezza per il nostro territorio. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo essersi confrontato con il ministro Ciriani, che a seguito della conferenza dei capogruppo si è fatto interprete delle richieste dei gruppi parlamentari, ha dato la sua disponibilità a rendere un'informativa alla Camera dei Deputati sulla presenza di AIS alle Olimpiadi Milano Cortina mercoledì 4 febbraio alle ore 17. Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Con l'arrivo della fiamma olimpica a Cortina è iniziata ufficialmente la parte bella dell'Olimpiade invernale. Ancora top secret i dettagli della cerimonia inaugurale il 6 febbraio che per Cortina rappresentano un trade union con gli storici giochi del 1956. Siamo entrati nel vivo, di fatto la fiamma di Olimpia dopo il 56 si è riaccesa qua a Cortina. Questo è un segnale importante di rinascita anche di un paese, di un'offerta turistica. Adesso aspettiamo il 6 per l'entusiasmo finale, ma soprattutto per vedere il vero valore sportivo che sono i nostri atleti. L'attesa sta per terminare, l'Olimpiade invernale alle porte e l'arrivo della fiamma a Cortina è stato un momento ricco di emozioni. In largo posto molta gente assiepata per l'applauso ai 3 tedofori, simbolo dei giochi del 56. A Cortina dei tedofori d'eccezione hanno portato la fiaccola e hanno acceso il braciere e a simboleggiare la tradizione, no? Grande valore del nostro territorio e la consegna di valori olimpici. Questi sono dei messaggi importanti in un mondo di conflitti. Le Olimpiadi ancora una volta devono riscoprire il loro significato di base, il loro significato profondo, la pace. Sul palco anche Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, che non ha celato emozione e commozione. Non vi nego che ho la pelle d'oca perché per me si realizza un sogno. Cortina è una delle 5 città al mondo che ha avuto per 2 volte le Olimpiadi, quindi celebreremo questo 70° anniversario con l'orgoglio di avere questa Olimpiade. Proprio in queste ore la Regione ha ufficializzato la sua strategia per il post Olimpiade con l'individuazione di un referente dedicato al coordinamento delle attività di promozione turistica per il futuro della montagna veneta e della provincia di Belluno. Una soddisfazione in più, con il cuore che batte forte per un'emozione unica che è vedere non solo Cortina illuminata alle Dolomiti, ma una Belluno, una provincia di Belluno che sa rinascere e tra poco ancora di più saprà essere all'altezza della situazione con le Olimpiadi. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, perché se è vero che è iniziata la parte bella delle Olimpiadi, a terra restano molti nodi irrisolti. Queste Olimpiadi sono state calate dall'alto, non c'è stato nessun coinvolgimento neanche in corso d'opera, per quello lo spirito olimpico qui a Cortina non è decollato più di tanto. Ci avevano raccontato che c'era già tutto, che bastava solo qualche aggiustamento, in realtà Cortina è stata invasa da cantieri. Riguardo alla cabinovia è una questione molto grave perché è stata costruita su una frana, un terreno che è sicuramente in movimento, con in fretta perché bisognava concludere, con tante prescrizioni della Regione che speriamo siano state osservate, ma soprattutto, se anche verrà conclusa, mancherà un parcheggio, quindi questa cabinovia è del tutto inutile.
Ed è davvero tutto, vi ricordo ora la sigla e poi subito dopo le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.